Testimonianza di una mamma veneziana che denuncia un nuovo terribile gioco in voga su internet. Due ragazzini di 13 e 14 anni, racconta la donna, hanno perso la vita in questo modo negli ultimi mesi. Devastante incendio in un impianto di rifiuti speciali a San Donà di Piave, notte di lavoro per numerose squadre, di vigili del fuoco, paura per il fumo, analisi ARPAV in corso, la disperazione del titolare. Va in California per festeggiare i 50 anni con un giro coast to coast in moto, ma muore in un incidente, vittima un veneziano di Favaro, padre di 3 figlie. Nel pomeriggio di oggi un ventenne è morto schiantandosi contro un albero. A Montebelluna, a Conegliano, la prefettura individua 2 stabili dove ospitare 40 e 50 migranti. I residenti si ribellano, i sindaci chiedono chiarezza. Gran parte dei centri commerciali aperti domani, 25 aprile e il 1° maggio. Torna in Veneto la battaglia dei sindacati, appelli ai consumatori, andate altrove. Una taglia per chi abbandona rifiuti soprattutto lungo gli argini, si trasforma in uno sceriffo il sindaco di Arza Grande Filippo Lazzarin, che promette d'ora in poi tolleranza zero. Calcio, ora c'è anche la matematica a dare la conferma, il Padova è promosso in Serie B e ieri sera è scoppiata la festa. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, questo è il telegiornale del Veneto. Adesso avete sentito quel che vi abbiamo anticipato nei titoli ed è sconvolgente, stando alle parole di questa mamma. Forse ricorderete i casi di alcuni giovanissimi morti negli scorsi mesi nell'area del veneziano. Ci sarebbe un nuovo macabro gioco in voga tra gli adolescenti in internet, quello dell'impiccato, detto anche il gioco del suicidio. Nel veneziano sono già 2 i ragazzini morti suicidi, erano 2 amici di 13 e 14 anni, così nel racconto di una mamma. C'è un altro gioco che gira, il gioco dell'impiccato. Come funziona? Che gioco è? Sinceramente io non so che gioco sia, so solo che è una sfida, ti chiedono di fare determinate cose, l'ultima sfida proprio è quello di impiccarsi. Se riesci a stare vivo, bene, altrimenti è la fine. Nella testimonianza diretta di una mamma del veneziano, l'ultimo terrificante gioco shock in voga tra gli adolescenti diffuso in rete, quello dell'impiccato. Nelle veneziane il drammatico bilancio di già 2 ragazzini morti di suicida appena 2 mesi fa. I 2 adolescenti si conoscevano, erano amici. Il giorno del funerale di uno, l'altro lo ha emulato seguendolo nella disgrazia. Il primo era figlio unico e l'altro uno dei 2 gemelli adottati da una famiglia della terraferma. Il giorno del funerale di questo ragazzino un'altra mamma è andata a casa e ha trovato il figlio nel stesso modo, insomma, che ha fatto l'amico. Io non oso immaginare il dolore che hanno queste due mamme. Perché i 2 ragazzini erano amici? Erano amici, sì, erano amici. Dopo l'allarme del Blue Whale, la balena azzurra, che ha visto in tutto il mondo diversi ragazzini morire dopo essere finiti nelle trappole criminali dei social ad opera di delinquenti senza scrupoli, ora il pericolo sul web è il nuovo macabro gioco suicida dell'impiccato. Consiste nel superare diverse sfide di audacia, con l'ultima, la più terribile, vincere la paura della morte attentando a se stessi, impiccandosi, nella speranza di riprendersi dall'asfissia se si sopravvive all'arresto cardiaco. È un gioco stupido, infatti bisogna veramente stare attenti e controllare sempre i figli quando vanno in internet, che navigano in internet, perché internet sì, ormai è diventato indispensabile perché lo usiamo tutti, però può essere pericoloso. E come l'abbiamo visto più e più volte in questi anni. Intanto l'incendio pauroso che ha distrutto il deposito della Sefi Ambiente di San Donà di Piave, azienda specializzata nello smaltimento, stoccaggio, raccolta e trasporto di rifiuti speciali per tutta la provincia di Venezia. Immagini impressionanti. È successo quello che non è mai successo in 30 anni, ma abbiamo anche visto la motivazione e da cosa è scaturito. Sono fortunato di avere
una squadra di... È provato Claudio Donè, titolare dell'azienda, che parla con gli occhi lucidi, parla dei suoi dipendenti, che lui definisce come la sua famiglia. Ed è stato grazie all'intervento immediato del personale che molti macchinari sono stati salvati. Un incendio scoppiato ieri sera, le fiamme altissime, il fumo nero e denso ed il silenzio, rotto dalle sirene dei vigili del fuoco arrivati in forze da Venezia e Treviso. Un rogo pauroso che ha avvolto il deposito della Sefi, azienda specializzata nella raccolta, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali del veneziano. Momenti di paura quando il fuoco, a tratti anche violento, ha iniziato a divorare il capannone. Senz'altro il materiale che è all'interno è comunque seriamente danneggiato. Dal nostro punto di vista grossi danni strutturali non ce ne sono, insomma non c'è stato qualche crollo, certo naturalmente un incendio è un evento che comunque lascia una situazione di devastazione, questo inevitabilmente. 40 i vigili del fuoco con una decina di mezzi antincendio hanno lavorato per tutta la notte, anche in gran parte della giornata. Incendio spento ed oggi la messa in sicurezza dell'area con lo smassamento di scorie e rifiuti bruciati. Sulle cause dell'incendio sembra ormai sicuro sia di natura accidentale, ad avallare questa ipotesi le telecamere interne dello stabilimento. Insomma, un'autocombustione. Purtroppo ci sono certi materiali che hanno delle reazioni termiche, a volte purtroppo cioè non accorgendosi subito potrebbe succedere appunto un innesco che dopo la cosa viene, come dire, difficile arginare. Ci rimboccheremo le maniche e ricominceremo quanto prima, dice il titolare, non possiamo fermarci, il nostro è un servizio pubblico, ma poi aggiunge. Mi auguro che ci sia da parte della popolazione una giusta comprensione, io mi impegnerò a dare delle spiegazioni anche di carattere informativo, ma sono sicuro che anche questo sarà risolto nel miglior dei modi. Sul posto immediatamente il sindaco di San Donà di Piave e poi ovviamente i tecnici dell'ARPA fin dalla sera che hanno iniziato a monitorare in più punti l'intera zona. Il fumo e l'odore acre hanno messo in allarme i residenti. Sul posto sono arrivati subito anche i tecnici dell'ARPA che hanno prelevato dei campioni da varie zone di Viargine e di Mezzo. Poi i primi dati confortanti. Dei dati che ci sono arrivati da ARPA questa mattina è abbastanza tranquilla, nel senso che non si rileva la presenza di contaminanti oltre i limiti di preoccupazione, e questo è positivo visto che è stata campionata l'area circa 400-700 metri dal sito dell'incendio e quindi rassicurando un po' la popolazione, nonostante, come accade in questi casi, fino a quando non si ha l'esatta cognizione di quello che è accaduto, le indicazioni generiche sono di rimanere all'interno e di non sostare troppo in ambienti aperti. Il sindaco ha raggiunto il luogo dell'incendio già nella serata di ieri per valutare la situazione, un'azienda che ripartirà quanto prima, ha confermato il titolare, ed il sindaco ne è sicuro. Sicuramente per la serietà che contraddistingue questa azienda ci sono tutte le possibilità e capacità perché possa riprendere l'attività il prima possibile. L'amministrazione sarà ovviamente a fianco dell'azienda. Siamo qui, certo. Residenti preoccupati quando hanno visto le fiamme sprigionarsi e divampare in pochissimo tempo, ed oggi nella via tutti hanno tenuto le finestre chiuse. Tendavamo notizie per sapere anche delle entità, perché all'inizio sembrava una cosa abbastanza ridotta, dopo invece abbiamo visto che sono andati avanti per un po' di tempo. Come vi siete accorti delle fiamme? Le avete viste? Avete sentito le sirene? Ha telefonato mia sorella dicendomi che ha visto che vedeva del fuoco all'orizzonte e poi mi sono messo alla finestra e si vedeva direttamente, diciamo. È una cosa un po' preoccupante perché automaticamente era qui da vicino, non era lontano. Sappiamo che lavora con questi cose, questi diluenti, queste cose, un po' preoccupati automaticamente sì. Nelle prossime ore arriveranno gli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARPA durante l'intera giornata. La tragedia a Codiverno di Vigonza, un giovane per causa ancora da accertare è uscito di strada con l'auto finendo la corsa contro un albero, lo vedete in queste immagini, il ragazzo di appena 20 anni è morto sul colpo, un altro pomeriggio di sangue, quindi sulle strade padovane. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, il ragazzo secondo le prime informazioni avrebbe perso il controllo dell'auto che vedete in questa immagine accartocciata contro l'albero, avrebbe perso il controllo all'incrocio con via General Giardino, è finito in testa a coda, poi si è schiantato contro un platano. Sul posto, lo avete visto anche dalle immagini, la polizia locale e il SUEM per i primi rilievi.
C'è noto architetto mestrino che era partito da Venezia con l'intento di festeggiare negli Stati Uniti con i suoi amici il 50° compleanno in sella all'Harley Davidson, ma lungo la famosa Route 66, scusate, la coast to coast che fanno in tanti turisti attirati dal sogno americano, ha perso la vita in un incidente. Enrico Marafatto, sorridente e felice nella foto scattata pochissimi giorni fa in sella alla sua Road King. La sua passione è l'Harley Davidson, unita al desiderio di viaggiare sulla leggendaria Route 66 in compagnia degli amici bikers per festeggiare il suo 50° compleanno. Enrico Marafatto, noto architetto mestrino, aveva organizzato da tempo il viaggio coast to coast, avventura programmata per 12 giorni con partenza da Venezia venerdì scorso, ma domenica quel sogno si è infranto per sempre. Lo schianto contro un'auto nella contea di Santa Barbara mentre viaggiava in sella alla sua Harley. Domenica pomeriggio, quando in Italia, per via del fuso orario, era già notte. Una dinamica ancora non chiara, ma avvenuta sotto gli occhi sterefatti degli amici. Consulente urbanistico della Fondazione Querini Stampalia, negli ultimi tempi l'architetto stava anche lavorando a un progetto su un'area della stessa fondazione Adese, come racconta commosso l'amico e compagno di lavoro Saverio Centenaro. Stavamo cercando di trovare la soluzione più corretta, più possibile, in maniera tale di non gravare sui cittadini di Dese. Ci siamo lasciati con un'ipotesi che volevamo appunto vagliare con lui per capire se anche lui era d'accordo, ma sicuramente lui, qualsiasi soluzione avesse trovato la comunità di Dese favorevole, avrebbe avuto il suo consenso. La notizia della disgrazia ha gettato nello sconforto diverse comunità, in particolare quella di Campalto e Favaro, dove l'architetto aveva studio e abitava prima dell'incendio di pochi mesi fa della carrozzeria del padre, in virtù del quale si erano tutti trasferiti a Mestre, dove lascia la moglie con i 3 figli piccoli. In questo momento non mi resta altro che mandare un grande abbraccio alla famiglia, ai figli, alla moglie Elisabetta, perché so cosa hanno perso. Sicuramente capisco il loro dolore e le sono vicino. E ora torniamo a parlare della fuga del padre tunisino scappato da Bolzano con i 2 figli piccoli. Dopo le tracce a Verona, oggi l'elicottero del nucleo di Belluno ha effettuato un'attività di cognizione nella Val Belluna alla ricerca del furgone bianco dell'uomo. Questa mattina il tunisino era stato infatti notato vicino alle scuole di Mel in compagnia di una bambina mentre faceva un bisogno fisiologico. Richiamato da una signora si è allontanato rapidamente scusandosi. La donna al momento non ha dato importanza all'episodio, ma confrontandosi con un'amica su quanto accaduto si è ricordata che del fatto ne aveva parlato la stampa e si è rivolta ai carabinieri di Mel riconoscendo la fotografia dello straniero. La ricerca però ha dato esito negativo sino a questo momento. E ora torniamo a parlare del tema dei migranti, perché ci sono 2 nuovi centri di accoglienza attivi a Montebelluna e Conegliano, poco meno di un centinaio di richiedenti asilo previsti complessivamente, con sindaci e cittadini già sul piede di guerra con la prefettura. Iniziamo da Montebelluna e dal condominio degli infermieri. Il condominio è chiuso e transenato da tempo, dopo un glorioso passato con i dipendenti del vicino ospedale ed un probabile futuro come centro di accoglienza migranti in attesa di giudizio. Siamo a Montebelluna, in una laterale di via Ospedale, all'ombra del Duomo, una zona che, ci raccontano i residenti, dopo il periodo dei camici bianchi ha conosciuto il degrado della prostituzione, dell'immigrazione emarginata. Per questo la proprietà alla fine ha deciso di chiudere il condominio, stretto tra gli altri, simbolo di un'edificazione portata all'estremo che ha cementificato tutto. La sensazione è quasi di sovraffollamento, guardando terrazzi e piani in questa laterale senza via di uscita, dove dovrebbero arrivare 40 stranieri gestiti da una cooperativa. Io abito proprio davanti a questo palazzo, il palazzo è fatiscente, è chiuso ormai da un sacco di anni, quindi probabilmente non sarà norma. Il quartiere ha già i suoi problemi e non capisco come si possano mettere 40 immigranti o forse di più in una struttura del genere. Rabbia e sconforto dei residenti, pronti in qualche caso a fare loro le valigie. E noi andiamo via, cosa devo fare? Non ve ne altro da fare. Perché andiamo via? Se arriva loro, io andiamo via noi altri. Quanti anni sei che hai chiuso qua? 40 anni. E va via così? Sì. Ma bisogna vedere se va via così. Una rabbia che tutti esprimono ad alta voce. Meglio veda che andare via. Povera Italia. I caressi politici e i nostri li lasciano in mezzo alla strada, gli italiani.
Il sindaco Marzio Favero ha effettuato un sopralluogo questa mattina con tecnici e avvocati del comune. Controlli che hanno confermato come quel condominio difficilmente possa diventare una struttura di accoglienza. Degli uffici comunali quindi sarebbe già pronta una risposta negativa alla cooperativa e alla prefettura, con dati e valutazioni, conclude il sindaco, decisamente difficili da contestare. Questo è il primo capitolo, ora ci spostiamo a Conegliano per l'altra struttura scelta come centro di accoglienza per i profughi lungo la Ponte Bana, più precisamente dove fino a qualche anno fa c'era il comando di zona della Guardia di Finanza. Vediamo. Birreria lungo la Ponte Bana. Lui, i migranti, si ritroverà tra i tavolini ad ogni ora del giorno e della sera. Una contraddizione, dicono i residenti di questo condominio, tra la rotonda per Sarano e l'incrocio per lo Zoo Passarello. Qui la scelta è caduta nell'ex sede del comando di zona della Guardia di Finanza, come ricorda questo cartello superstite, e la scritta che ancora si scorge nonostante il tempo passato. Una cinquantina i migranti che dovrebbero essere seguiti dalla cooperativa provinciale servizi in questa parte di condominio costruito negli anni 70 e che dimostra tutta la sua età. Poche le attività superstiti, una farmacia, una sala scommesse e qualche ufficio, oltre alla storica birreria, vero punto di riferimento per questa struttura. Per il resto appartamenti e negozi vuoti indicano la difficoltà di piazzare questo edificio funzionale per la posizione quanto bisognoso di una rinfrescata, più che dell'ulteriore mazzata del centro profughi. Una volta era meglio, adesso è un po', però quelli che sono qui sono abbastanza tranquilli. Non saprei più cosa pensare, perché tanto a noi non pensano, pensano a loro. Io vivo con 565 euro, pago 350 euro di affitto senza l'arresto. Se non vado a lavorare a 79 anni, non mangio. Chi ci lavora o ci abita invece non parla ancora, aspettando un'ufficialità che nemmeno il sindaco Fabio Chies pare abbia avuto. Vero che alle cooperative siano stati comunicati gli affidamenti dei migranti, ma, conclude il sindaco, su strutture e soprattutto luoghi la partita è tutt'altro che chiusa. Allora, c'è un aggiornamento di pochi minuti fa, sapete dell'impegno di Roberto Fico per trovare la quadra tra 5 Stelle e PD, il PD questa mattina ha detto ma i 5 Stelle si allontanino chiaramente dalla Lega, ebbene appena uscito dalle consultazioni con Roberto Fico, Di Maio ha detto l'ipotesi di un governo con la Lega non è più percorribile, quindi evidentemente la strada, la svolta nelle prossime ore potrebbe essere quella della nascita di un governo tra 5 Stelle, PD e altre anime, immaginiamo, della sinistra. Ma ieri sera proprio questi due schieramenti a Ring hanno litigato. Non si può fare il reddito di cittadinanza sì, adesso in campagna elettorale riforma dei centri dell'impiego. Studiatevi il programma di 5 Stelle. Sono queste le buttade giornalistiche. No, buttade cosa? No, cioè, è l'obiettivo politico giungere al reddito di cittadinanza, che è un segno di civiltà, visto che 3/4 di paesi in Europa ce l'hanno. D'accordo, ecco, però che nessuno mi venga a dire che prima di arrivare al reddito di cittadinanza dobbiamo strutturare i centri dell'impiego, fare una politica del lavoro seria e un superamento è stato più chiaro a tutti il giorno dopo. Avete tutti detto 11 milioni per il reddito di cittadinanza. Prima del voto, quindi va bene tutto, prima del voto, 11 milioni la sono Lega stati ha vinto per l'immigrazione, da questo, voi avete conquistato per il reddito di cittadinanza. No, erano stanchi di voi, erano stanchi di Berlusconi, che avete governato regioni, avete portato livelli di disoccupazione, avete relegato l'Italia ad un fanalino di coda in Europa. Questo è per questo che abbiamo dato una sonora bocciatura. Come sempre a tenere la testa sulle spalle, a dire le cose giuste alla gente. Migranti, posso farvi mestamente notare che in questo momento il mandato esplorativo riguarda voi. Cioè, se cominciamo così va maluccio, io ve lo dico. Ora il 25 aprile, 1° maggio al lavoro in molti centri commerciali, ci sono diverse iniziative da parte dei sindacati in protesta, anche scioperi come in Toscana, mentre in Veneto i sindacati hanno optato per una divulgazione del diritto sancito dalla Costituzione sul godimento delle festività.
L'appello dei sindacati è unitario, la festa non si vende ed è rivolto alla grande distribuzione che nonostante la forte contrarietà terrà i negozi aperti nelle festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Scioperi e manifestazioni non hanno sortito in questi anni alcun effetto, pur se sono giurisprudenza, sentenze importanti rispetto all'obbligatorietà del lavoro festivo. Non esiste più l'obbligatorietà al lavoro festivo, cosa che prima c'era. In realtà prendiamo atto che il consumatore, purtroppo per noi, invece di andare a fare le gite fuori porta come si faceva una volta, preferisce purtroppo ritrovarsi in questi luoghi di aggregazione che sono diventati centri commerciali. Nel Veneziano il 1 maggio sarà aperto tutto il Vale Center di Marcon, mentre in Auchan e Nave de Vero saranno chiusi solo gli ipermercati. Allo sciopero dei lavoratori in Veneto, dove si è insediato il tavolo etico in regione tra le rappresentanze sindacali e imprenditoriali, i sindacati hanno optato per una divulgazione del diritto sancito dalla Costituzione sul godimento delle festività. La mobilitazione sarà diversa regione per regione, urgente e ritenuta la necessità di un intervento legislativo. Noi l'abbiamo chiesto a gran voce all'epoca quando è stato introdotto il decreto Monti, abbiamo fatto una richiesta forte alla Regione per poter applicare la legge regionale e all'epoca abbiamo anche perso alla Cassazione, quindi di fatto abbiamo capito che la volontà politica non è di questo avviso. 5 milioni di italiani passeranno il 1 maggio al lavoro, un occupato su 5, dice oggi il centro studi della CGA di Mestre. Tra questi tanti negozianti e commessi che saranno comunque in buona compagnia. Dalla CGIL in queste ore un appello a lavoratori e consumatori. Ai lavoratori, facendo presente che non c'è l'obbligatorietà al lavoro festivo, e lo ricordo fortemente, e un appello anche ai consumatori per far presente loro che in quelle giornate festive c'è il rispetto della festa, soprattutto per i lavoratori durante il 1 maggio, ovviamente è una festa del lavoro, e anche di optare per altre soluzioni invece di andare al centro commerciale. Ci fermiamo qualche istante, poi parleremo del sindaco sceriffo che mette una taglia su chi abbandona i rifiuti. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Sindaco di Arzergrande, nel padovano, Filippo Lazzarin mette una taglia su chi abbandona i rifiuti. Chiunque mi porti delle informazioni utili a identificare i trasgressori verrà ricompensato con appunto un importo di 200 euro. Tolleranza zero contro l'inciviltà. È chiaro Filippo Lazzarin, da 2 anni sindaco leghista di Arzergrande, comunità di poco meno di 5.000 anime nella bassa padovana. A far scoppiare la rabbia le foto mostrate ai pubblici amministratori della zona dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei 2 corsi d'acqua più importanti, il Bacchiglione e lo Scolo Altipiano. Indossata la divisa dello sceriffo, il sindaco ha pensato di creare una vera e propria taglia con tanto di cartellone in puro stile Far West ed è pronto a pagare. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per dire basta all'abbandono dei rifiuti, veramente ci siamo stancati in questo caso, come ai vecchi tempi una bella taglia su coloro che trasgrediscono le regole. Ecco che li metterò di tasca mia perché la burocrazia ovviamente è lunga, qui bisogna intervenire tempestivamente. Cittadini, segnalate l'invito del sindaco che, tolta la divisa da sceriffo, una volta pagata la taglia segnalerà chi abbandona rifiuti alle forze dell'ordine che procederanno di conseguenza. Ora la festa del calcio Padova promosso in Serie B. Alle 22:25 finisce il posticipo, l'Albino Leffe supera la Reggiana per 1-0 e a Padova esplode la festa. Con questo risultato il calcio Padova è matematicamente in Serie B, traguardo sfumato di un soffio sul campo domenica, ma ora saldamente nelle mani dei biancoscudati. La squadra e il presidente Bonetto seguono la partita sul maxi schermo del Centro Geremia, la casa del Petrarca Rugby, dove il Padova si allena quotidianamente, e quando a Bergamo l'arbitro fischia la fine, alla guizza la tensione si scioglie e la gioia è incontenibile. Scarico tutta la tensione di un anno, di lavorare 24 ore per portare questo traguardo insieme a tutti, alla società, ai tifosi, ai miei giocatori. Quando tutti dicevano che era facile, ora vi renderete conto
fra 5-6 giorni cosa vuol dire vincere un campionato e cosa vuol dire portare a termine una stagione senza mai metterla in dubbio, perché secondo me non è mai stata in dubbio, quindi hanno fatto un lavoro straordinario. Adesso domani sicuramente gli darò una giornata libera e penseremo da mercoledì, perché vogliamo onorare fino in fondo il campionato, vogliamo andare a Reggio a fare una grande partita e finire con l'apoteosi insieme qua a Gubbio. La serata prosegue in un locale del centro, mentre i tifosi sfogano tutta la soddisfazione con i caroselli di auto in Prato della Valle e con i cori di sostegno alla squadra. 2 promozioni in 4 anni in tempi recenti e per la 4ª volta nella storia il salto in Serie B. Ora ovviamente si apre una nuova pagina per la società, che andrà riorganizzata e ovviamente rinforzata. Dunque, 5 Stelle PD, via libera, ne parliamo questa sera 20:10 con Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle e Nicolò Rocco del Partito Democratico. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al Meteo, festa della liberazione in compagnia di un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà infatti una bella giornata di sole ovunque. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature. Il clima sarà molto caldo con valori minimi compresi tra 11 e 14 gradi, massime in aumento tra 21 e 27 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non mancherà il sole. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno e limpido sin dal mattino, solo con qualche velatura innocua, specie sui monti. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 14 gradi, massime molto calde tra 22 e 25 gradi. E il 25 aprile sarà una splendida giornata anche sul Trentino Alto Adige, tanto sole su tutti i settori della nostra regione. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi. Dal Meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.